Si sono conclusi su 7 province siciliane i conteggi delle convenzioni di circolo del PD che in tutta la Sicilia hanno visto la partecipazione al voto di oltre 24.000 iscritti. Al momento, con i dati raccolti dall'organizzazione del partito, le 3 mozioni hanno ottenuto Matteo Renzi il 72,35%, Andrea Orlando il 22,28%, Michele Emiliano il 5,29%. In provincia di Agrigento il 70,5% dei votanti iscritti al PD ha scelto l'ex premier Matteo Renzi. Nella corsa alla segreteria il 22% l'attuale ministro della giustizia Andrea Orlando e il 3% il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. I votanti sono 1941, i voti validi 1934. Tra bianche e nulle, 7 schede. Ad Agrigento città, su 266 votanti, in 236 hanno votato per Renzi, il 28 per Orlando e il 2 Emiliano. Con la chiusura del voto entra nella fase finale la sfida che porterà ad eleggere il nuovo segretario del nuovo PD, dopo la fuoriuscita di alcuni fondatori che hanno dato vita al movimento Articolo 1 Democratici e Progressisti rappresentanti nell'Agrigentino dal deputato Angelo Capodicasa. Domani i delegati dei circoli prenderanno parte alla convenzione provinciale che eleggerà i delegati nazionali. Mercoledì 4 aprile si riuniranno le convenzioni provinciali per la prima fase congressuale a cui saranno ammessi solo gli iscritti. Il 9 aprile la convenzionale, i tesserati del PD votano per quali saranno i candidati alle primarie. Il 10 aprile presentazione delle liste per l'elezione dei componenti dell'Assemblea nazionale. Il 30 aprile il gran giorno, quello delle primarie.